Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati, all'interno del Museo di Santa Giulia potete ammirare, se lo desiderate, un balteo in bronzo. Rinvenuto nel 1826 nell'intercapedine occidentale del Capitolium, si tratta di un pettorale dal cavallo con scena di battaglia tra soldati romani a cavallo e barbari, con i loro indumenti caratteristici, bracae, pantaloni e lacerna, ovvero il mantello ampio in tessuto pesante. I tratti fisionomici del volto del generale a cavallo, con paludamento, cioè il mantello fissato con fibula sulla spalla destra, hanno fatto ipotizzare che si trattasse dello stesso imperatore Vespasiano. In origine doveva essere dorato e far parte di un grande gruppo bronzeo posizionato nell'area del foro di Brixia, celebrativo forse dello stesso imperatore. E dopo questa bella opera, di nuovo qui col nostro proverbio, la consolatiuden disperat le deidinen alter. Vero o no? Sentiamo un po' che ne sanno. Mario Sberna, la consolatiuden disperat le deidinen alter, ovvero? La consolazione disperata è vederne un altro. Ma non è così, cioè, anche perché tu hai incontrato me, io ho incontrato te, quindi chi dei due è il disperato? Sei te, ovviamente. Perché? Perché sei un disperato. In prova avevamo detto che saresti stato, tu avresti fatto. A me sei disperato. Ma così è davvero che è la consolazione di un disperato di vederne un altro? No, non è proprio così. Non ha consolazione il disperato se non viene aiutato, no? Sophie, abbiamo di tutto noi, abbiamo i giapponesi, i belgi e quindi è qua con noi la signora Sophie, che del Belgio, di dove? De belga, sono una professore. E di cosa? Cosa insegna? L'educazione. Ammazza, una professoressa che insegna l'educazione, si fermi qui che ne serve. Serve tantissimo, lei è utilissima, indispensabile qui in Italia, se insegna educazione, se deve fare proprio, non si deve muovere da qui, dall'Italia, da Brescia. Se insegna l'educazione. Sì, l'educazione, ma non capisco tutto l'italiano. Sì, ma pure quelli che dovrebbero capire l'educazione non la capiscono. Vabbè, senta, l'italiano, parliamo un po' adagio, ma anch'io non lo capisco l'italiano, non si preoccupi. Provi a leggere questa scritta, queste righe. La Consolation de disperatle de indin en atle. Sophie ha sbagliato soltanto due cosette, ma promossa, brava, lei è educata al dialetto. La consolazione per un disperato è dei din en alter. Di dirne un'altra. Di dirne un'altra. Di, prego? Non lo so. Di dirne un altro. Hai visto il cane? Sì. Leo è più preparato. Bravo, sì. La consolazione disperalle dei di non alter, magra consolazione direi, la consolazione di un disperato, di una persona che sta attraversando un momento molto difficile e di vedere un'altra persona che condivide la sua stessa pena. Questo era il proverbio di oggi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Parola ai nostri ragazzi, alla prossima, ciao! Ciao Matteo, hai mai visto una talamoro? Sì, è la ragnatela. Sì, bravissimo. Dove l'hai vista? In casa, In casa. in cantina. In cantina meglio. Centro anch'io.